Il Consiglio Comunale ha indicato all'amministratore unico di SST che SST doveva uscire dalla società Chioggiorto Mercato del Veneto e questo, via Piano, amministratore unico di SST, ha comunicato durante l'ultima assemblea dei soci di Chioggiorto Mercato. Gli altri soci hanno chiesto che tale comunicazione debba essere formalizzata per capire in che modo SST voglia uscire dalla società. Vuol vendere le proprie quote? Vuol recedere da socio? Vuole agire in altra maniera? A seconda dell'operazione che SST vuol portare a termine per uscire dalla società ci sono procedure adeguate, ricorda l'amministratore unico di Chioggia Ortomercato Giuseppe Boscolopalo. Se SST volesse vendere le proprie quote ci potrebbe essere un interessamento dei soci privati che potrebbero esercitare, come no, il diritto di prelazione per l'acquisto delle stesse. Nel caso invece si tratti di un recesso si deve capire se ciò sia fattibile e deve essere valutato con i consulenti. Che le intenzioni di SST mirino in una direzione o nell'altra è interesse primario dei soci, SICO e Capo capire le intenzioni del sindaco, socio unico di SST, se intenda mantener fede alle dichiarazioni fatte in sala di consiglio e pubblicare un bando per affidare a privati la gestione orticola del compendio, ciò anche per dar modo ai soci di capire come doversi muovere. Il sindaco era stato invitato all'assemblea proprio per dipanare i dubbi dei soci, ma non si è presentato, come non ha dato riscontro alle numerose richieste di incontro fatte sempre sullo stesso tema. Palo ricorda che le minoranze avevano richiesto la convocazione di commissioni in cui potessero essere presenti anche le organizzazioni agricole, con tema il futuro del mercato orticolo di Brondolo e le agromafie. Commissioni mai convocate, ricorda, come se tali temi non siano di interesse di questa amministrazione. È stata richiesta sempre dalle minoranze una commissione per conoscere la situazione di Chioggiorto Mercato del Veneto, rammenta Palo, e a questo punto sarebbe utile convocarla, soprattutto per capire la posizione delle forze politiche della maggioranza, tra le cui fila qualcuno si era speso per la pubblicazione almeno del bando. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco.